Buongiorno, sono Moci Fatima e mi occupo di benessere. Ippocrate disse: il cammino verso la salute è un bagno aromatico quotidiano e un massaggio profumato. Quindi parliamo di massaggi. Ci sono delle tecniche tradizionali nell'Estremo Oriente che hanno origine, si fondono e nascono dalla convinzione che attraverso il corpo si possa equilibrare tutto l'individuo, la sua mente, la sua anima e il suo io interiore. Questo è il principio e la spiegazione del massaggio olistico, cioè che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito, quindi tutta la persona. Allora possiamo dire che il massaggio ha le sue radici nell'Antico Oriente. Il massaggio tradizionale, così come gli altri approcci terapeutici cinesi, come per esempio l'agopuntura o la moxibustione, hanno radici antichissime. Infatti i primi documenti scritti che parlano di questa metodologia risalgono alla dinastia Shang nel 1520 a.C. Nel corso degli anni nella storia del massaggio sono avvenute molte modificazioni, sia per quanto riguarda la pratica, sia per quanto riguarda lo studio stesso del massaggio, che è stato anche ostacolato per motivi religiosi e politici, fino ad essere riabilitato con l'istituzione della facoltà di medicina tradizionale cinese in ciascuna delle 27 province della Cina, ed è nata così la prima scuola di massaggio cinese a Shanghai. Altrettanto difficile è stato il percorso della diffusione in Europa dell'antica medicina ayurvedica di origine indiana, dove il massaggio è parte integrante della terapia. Il massaggio ayurvedico è stato codificato per la prima volta nei testi di base della medicina risalenti al VII secolo a.C. e nella divulgazione purtroppo sono andate perse le potenzialità originarie, perché il massaggio, per poter spiegare il massaggio si basa sulla manualità e quindi sulla percezione tattile, quindi è difficile metterlo per iscritto o illustrarlo. E certamente vanno perse quelle che sono le caratteristiche fondamentali. Però manipolare un corpo non è molto semplice, perché chi lo fa, l'operatore, deve essere in grado di relazionarsi e di sapersi avvicinare all'altro, e questo presuppone l'ascolto e presuppone una capacità di scambio che nessun manuale può insegnare. Questi non sono concetti miei, sono concetti che io ho appreso e mi sono fatta aiutare dai testi dove ho studiato. Purtroppo oggi si ha la tendenza a interpretare la cura del corpo come un rimedio alla malattia, oppure dal punto di vista estetico, senza valutare che il corpo ha bisogno di considerazione comunque. Infatti c'è un crescendo di problemi che riguardano lo stress, quindi dovuti allo stress, e sono una conseguenza, perché si crede che certe attenzioni siano pratiche alla moda o siano dei modi di fare New Age. In realtà si penalizza i benefici di queste attività, come il massaggio, che è un potente strumento per combattere l'affaticamento, il nervosismo e le tensioni. Se ci pensiamo bene, in realtà il massaggio è antico quanto l'uomo, perché nasce con noi ed è praticato in tutti i posti della terra. Infatti quando noi prendiamo una botta abbiamo un dolore e quando c'è qualcosa che non va, automaticamente la cosa che facciamo proprio a livello istintuale è quella di massaggiarci, di toccarci la parte dolente. Questo proprio perché è in noi. Quindi per alcuni disturbi il massaggio è proprio parte integrante della terapia, questo anche nella medicina.
però questo non fa del massaggiatore un medico. Quindi l'operatore, chi fa il massaggio, non può fare diagnosi, non può dare indicazioni terapeutiche e con il massaggio può solo aiutare ad ascoltare il proprio corpo, sperando e augurandoci che questa attenzione ci aiuti ad ammalarci di meno. Molto ancora ci sarebbe da dire sul massaggio in relazione alla salute, alla cura e non solo come attenzione, ma anche intesa come terapia. Molto ci sarebbe da considerare, anche per quanto riguarda le potenzialità di questa pratica che tende a far stare bene l'individuo nella sua totalità, non solo nel fisico. Però non posso svelarvi tutto adesso. Però voglio parlarvi del mio lavoro e illustrarvi i massaggi che eseguo e lo faremo di volta in volta, quindi l'origine, i benefici ed eventuali curiosità. Oggi vi spiego, in sintesi, il massaggio rilassante. Allora, il massaggio rilassante aiuta ad alleviare lo stress, la fatica e a distendere la muscolatura, a rilassarsi appunto. Scioglie quindi le tensioni, aumenta la flessibilità del corpo e migliora la circolazione sanguigna. Certamente aiuta anche a drenare e a stimolare la circolazione linfatica. Quindi sollecita il flusso di energia e una sensazione di intensa vitalità, data appunto dalla rigenerazione dell'insieme, aiutando notevolmente ad eliminare la stanchezza. Io lo eseguo con le mani, senza l'ausilio di alcuna attrezzatura, e sono movimenti mirati, lenti, studiati, che agiscono anche sui canali linfatici, migliorando appunto la circolazione linfatica e questo stimola il processo di rigenerazione anche degli anticorpi, perché la circolazione linfatica è importantissima. Mi avvalgo di oli essenziali, naturalmente calmanti e rilassanti come la melissa e la lavanda, e aggiungo questi oli essenziali all'olio naturale che uso di sesamo e girasole e che però personalizzo in base alle esigenze della persona ricevente. Quindi se qualcuno mi ha esposto le sue esigenze, per esempio io aggiungo l'olio di perico, oppure l'olio di camomilla, oppure il vinacciolo o ancora lo jojoba. Se ha problemi di contratture aggiungerò qualche goccia di olio essenziale di ginepro e di cajeput e di maggiorana. Nel caso del ginepro nella tendenza ai reumatismi oppure per scaldare. Se invece voglio ottenere un maggiore effetto drenante userò l'olio essenziale di betulla, lo aggiungerò sempre all'olio con il quale faccio i massaggi. Il mio obiettivo è il vostro benessere, che raggiungo massaggiando con le mani l'olio caldo, in un'atmosfera tranquillizzante, fatta di luci colorate soffuse che variano gradatamente per regalare serenità, dove il brillio delle pareti aiuta ad entrare piano in voi stessi, nel sogno, per creare quel silenzio necessario ad imparare ad ascoltarvi. Cullato solo dalla musica dolce, scelta appositamente per raggiungere una completa beatitudine, Ananda, ed una rinnovata energia fisica e spirituale, Indigo. Ananda Indigo è il nome del mio studio. Quindi comincio dalle gambe per salire alle cosce, poi arrivo alla schiena, il tutto molto lentamente, alla nuca, quindi vi faccio voltare e riprendo i piedi, quindi le gambe, ancora le cosce, le braccia, le mani e poi il ventre, fino ad arrivare al décolleté e passare al collo e al viso. E qui mi soffermo maggiormente per applicare anche le mie conoscenze di riflessologia multifacciale vietnamita e concludo con la testa e i capelli. Intanto che siete in relax, vi preparo una tisana che al termine potrete sorseggiare fermando la vostra fretta e ascoltando quell'oasi felice, il tempo necessario che può essere limitato ad un'eternità. La prossima volta parleremo del bacio del benessere, che è il massaggio eseguito con la coppettazione.
Quindi se volete approfondire l'argomento, se avete qualche domanda o se volete provare semplicemente un massaggio, potete chiamare qui in radio oppure chiamare ai numeri di telefono che sono 345 8120 427 oppure 349 190 6880. Se non vi dovessi rispondere vuol dire che sono impegnata, ma vi richiamerò. Con questo io vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.